Buongiorno da Leandro Maggi, oggi siamo con uno dei massimi esperti di bietole d'Italia che è Massimo Zaghi, perché oggi ha presentato un programma che rappresenta secondo me Agricoltura 4.0. Cos'è questa novità, Massimo? È una novità che è venuta avendo la percezione che qualcosa è cambiato nel clima e la cultura che siamo stati abituati a fare fino a ieri non siamo più in grado di farla in maniera sostenibile. Abbiamo cominciato ad approfittare del cambiamento climatico e cercando di mettere in condizioni migliori la bietola per esprimersi in stagioni che non conoscevamo fossero possibile fare in zona dell'Alto Nord Italia. Che cosa è successo? Abbiamo portato la barbabietola autunnale dal sud, dove si coltivava fino a 15 anni fa, praticamente fino alla zona di Udine, e da un paio d'anni abbiamo cominciato a fare anche la coltivazione estiva della barbabietola. Perché questo? Abbiamo cercato di ottimizzare la presenza dei suoli liberi dalle colture primarie, che sono dedicati di solito al food o al feed, e abbiamo cercato di occupare questi terreni, invece di usarli per mettere delle cover e avere comunque un'integrazione di sostanza organica nel terreno, abbiamo cominciato ad utilizzare la barbabietola, che possa fare le due cose: utilizzare praticamente la radice per integrare la reazione degli impianti biogas e usare le foglie per fare biomassa per aumentare la sostanza organica. Ecco, in questo incontro avete parlato che nel prossimo PNRR, per quanto riguarda anche ottenere PAC o altri contributi, i campi dovranno essere sempre coperti, ci dovrà essere veramente un cambiamento anche di ragionamento sulla terra, o sbaglio? È una rivoluzione. Oggi abbiamo voluto presentare una rivoluzione verde. Oggi abbiamo voluto far vedere che quello che viene prospettato nel PNR, quello che viene prospettato dal Green Deal europeo, è possibile farlo anche in Italia. Deve essere cambiato dall'agricoltore il concetto di sviluppare l'agricoltura, il modo dell'agronomia classica, e può utilizzare anche la barbabietola perché ha, diciamo, di base una conoscenza nel territorio che è ampia da tanti anni. Ecco, in questo incontro abbiamo visto non solo giovani, che parlando di agricoltura 4.0 sembrerebbe proiettata solamente verso i giovani, però anche persone, agricoltori che hanno over 60, quindi c'è questa volontà e questa sensibilità per crescere in questa maniera. È il bello dell'agricoltura che cambia e cresce, secondo me. Affronto, è un modo di dire, gli imprenditori agricoli tutti i giorni, e spessissimo trovo negli ultimi periodi dei giovani che vogliono crescere all'interno delle proprie aziende. Il piacere di avere questi incontri fa notare che almeno oggi un buon 30-40% erano ragazzi sotto i 30 anni, ed è un piacere perché di solito questo non è facile notarlo in altri territori. Questo territorio è riuscito a dare una prospettiva di lavoro, le imprese hanno creduto e hanno investito, e oggi hanno anche la fortuna di avere i ragazzi che seguono praticamente i genitori o le imprese a fare, diciamo, un nuovo modello di agricoltura.